Benvenuti a Sombra de Sunuragi, stagione dessi stadi. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il rapporto della Sardegna antica con il mare non è sempre stato idilliaco. Solitamente i popoli insulari vantano grandi tradizioni marinaresche e commerciali, nonché sono portate a basare parte della propria economia di sussistenza sulla pesca. Eppure, incredibilmente, nella Sardegna dei secoli scorsi queste attività rivestivano un impatto marginale nella vita quotidiana, come testimoniano da un lato la ben più grande e consolidata tradizione agropastorale, che dall'altro lo sviluppo di villaggi e paesi concentrati per lo più nell'entroterra pianeggiante, collinare e montuoso. Risale a pochi decenni or sono la maggiore valorizzazione del perimetro costiero e lo sviluppo delle tecniche relative alle arti marinaresche. Eppure, nonostante questa atavica e apparente avversione nei confronti delle sconfinate acque che circondano l'isola, il popolo nuragico pare avesse sviluppato avanzati sistemi di commercio con il mondo esterno, come testimonierebbero molti reperti provenienti da civiltà sorte in luoghi molto distanti dalla Sardegna. Non sono rari i ritrovamenti di utensili e suppellettili riconducibili alle civiltà contemporanee del popolo nuragico, come quella micenea, minoica e cretese. Pure altri modelli di bronzetti rinvenuti all'interno dei nuraghi o in prossimità degli stessi durante gli scavi archeologici raffigurano membri di questo affascinante e tuttora misterioso popolo all'interno di imbarcazioni, contribuendo ad alimentare il mistero sul perché una civiltà così prossima al mare non abbia sviluppato con esso un rapporto di intima connessione. Nei decenni passati il trend che ha storicamente caratterizzato l'isola è stato invertito. Oggi i sardi non solo hanno recuperato il proprio rapporto con il mare, ma cercano di sviluppare una grande parte della propria economia sulla valorizzazione dei litorali marini, ambita meta per il riposo estivo da parte dei residenti e dei numerosi turisti che giungono appositamente sull'isola per balneare in luoghi meravigliosi alla vista. Da nord a sud non si contano le spiagge e le calette che pullulano di vita nei mesi estivi, trasformando le realtà marittime in affollati centri dove è possibile, protendendo l'orecchio, sentir parlare nelle lingue e con le inflessioni più disparate. Questa contaminazione positiva contribuisce all'apertura verso l'esterno di un'isola che per millenni si è rifugiata nelle sue zone centrali, che ha guardato con sospetto e timore una risorsa che, se sfruttata, avrebbe certamente aumentato il tenore di vita di un popolo che ha per lo più basato la propria esistenza nella mera sussistenza delle attività economiche del settore primario. Saranno gli studi futuri sul popolo nuragico a dover chiarire le ragioni che portarono i protosardi a cercare rifugio lontano dal mare. Ororu de mari. Mi decido de primo mangiano, ororu de sumari mi gozo saragi, sezio sa frescura e in savagi, ascolto, castiu e mi pare di strano. Sa spiaggia deserta est uno spanto, su sono, iscolorisi, sunda del sumari mi fai bene gana de pesai a bolai, commenti fanti spilloni sognaranto. In fondo, su cielo e mari si incontrano, con una bellezza unica, affascinante, ma non mi stanco mai de castia innanti, poiché Deus e sa natura in noi comandano. Passa da una barca con suoi pescatori, lì si nata in sacco frita lento e di bocca d'uno pesci de bello colori. Bolla vascio, un gioioso villone bianco, cicchin di cosa de papà e contravento, poi spunta da suoi soli e sti tutto un incanto. Tu hai scritto questa poesia che si nata Ororu de Mari, ma su mari esti poesia di aderus, esti a forza de sa natura, esti potenti, ma in su proprio tempus ci ti vuoi dai sa limba de sa tranquillità e de sa segliu. E Ororu de Mari no esti ancanti sempre vivi sardus, e moi si bracida si du cosai su mari, però si storia de seculus passaus si narra caduti mistisi, podottus periculus che ha rappresentau, invasioni, conquistas, eccetera. E il rapporto duadi moi a entre sardus e sumari. Questa è una bella domanda. Noi in Sardegna, vince 40 o 50 anni fa,
non preziasti se meda su mari, poiché sa vita de casi totus fia da intro desisola dessa Sardegna e pago loro de mari. In moi pare che è diventato il contrario. In moi che a me la gente si può permettere di girare o di viaggiare o bere il logo noso o può si pausare a posti de anno del traballo e quindi a si spaziare volo su mari e non scetti in se stati e sti logo anche proprio da un montone di gente. Chi ne arriva in barca, chi in macchina o con aereo e altro mezzo, prenditi albergos e meda domus fatta solo de mari, poi si goza essa natura. Ecco che mo è cambiato rispetto a prima, subivi orore mari rispetto a tanti anni fa. Il mo è meda de bruso, che sa gente mo è il contrario, si sposta da dentro dessa Sardegna può andare a Cicai, domo o bivi me vita solo de mari. E infatti mi pare di che moi è usata su truesso, sta gente vivi di mera de bruso, loro de marica entro de sisula. E forse si dua di vincere su pericolo chi perdeus su chi seu stettius, puita che dessa Sardegna si conoscono i fetti spiaggias e moi, su mari, scostas, e non ci arrennesceus in capas a fai conosci tutti i maraviglias a chi teneus a intro. Cioè si de accordio? Ed è la regione che in effetti torna la verità su chi vi sta nendi. Tocca da Naica in Sardegna, che non si dessi troppo vallerisi, si poteva subantare delle spiaggias, arias, costas e una natura meravigliosa che non esiste in nessuna altra parte del suo mondo. È proprio per gusto che arrivano a milioni di ogni parte della terra. Ma io penso che in qualunque parte della Sardegna tocca a ponere un freno, poi da loro del mare, ma la gente strangia, ha di fatto troppi albergos o villaggi o domus e ogni razza di costruzioni, de muraduras, serrendi, metallogos, orore mari. E in moi non tocca da sodigare ancora icci, secondo me. E poi, chi ne comanda, devi fare di tutto per far arrivare sa gente a intro dessa Sardegna come ti vestano di due, e non scetto orore mari. Poi te intro sa Sardegna che teneus le cose più belle, de storia, de cultura e de tradizioni. Biugas ha scritto un bello libro che si nada Proverbi sardi e modi di dire della Marmilla e del Medio Campidano, pubblicato da Sandi Editori in sul 2019, leggisi anche un bello diccio che grazie di bei con questa poesia. Ho dicho, voi adesso, appustisi del suo traballo, su pausu esti bruso savorio. Ci può contare che pro saporio meda e chi sei sororo de mari ancora de bruso. Ed esa regione, forse se moi pro de prima, des anni che io lasciavo a coa, sa gente ha di cominciare a tastare di andare in ferias, a si riposare, a si da gozare il logo noso. E pare di che oramai non si possa fare de manco. Questo non era da soddiccio. Appustisi de meta traballo, sa riposo, esti pro savorio, poi ta sentiteni di a bisogno con suo corpus e poi alligerai i pensamenti su dessa conca puro. E chi uno esti ororo de mari, come ti vestinenti prima essa poesia, forse si anda da me lo sovolo che a riposa ben sa conca. E di aici, e in capasa, finta se voi che vivi di ororo de mari, è sempre un spanto a dubbi e a ascoltai. Ita sia da po' di nai, quando castiauso a maraviglia di aici. È una cosa che ti vuoi dici, io adesso questo dicio, ascolta, casti ai cittadini. Ecco, ancora uotta, i sardos si dimostrano a gente savia vo di aderus. Non danno denai, verus? E sta icci, questo pare tu straullo, che all'incuno chi tieni di accanto, ma non esti a icci, poi questo dicio consiglia da ascoltai, a castiai, a parrendi cittius, poi apprezzai con spanto una cosa bella, una cosa manna, una cosa speciale, come ti puoi dire sa natura, o su monti o su gelo. E in questo caso su mari, visto che sei a regionendi di questa meraviglia della natura, come ti può essere su mari di Sardegna. Tesa regione, non do veramente nulla di aggiungere quando sei su facci a sa mannesa della natura. E moi però non era mio dicio va che tu spazioso. O dicio vorrei che stanno del mare può essere andare a mare e non cattare acqua. Da pa intendi due volte a lui, andas a mare e non gatta acqua. Tu spiegavo su meglio su però. Questo è un modo denai, esti forse si bruso può arrivare che oppica in giro a Callincuno.
Si nada riendi a chi ne esti manago, o a chi esti sbentiao, o non rennesci da fare manco le cose più facili. Forse si vuoi andare da callincuno che ti manca da qualche cosa in conca. E andai a mare e non gattai acqua, si nada in compagnia di amici che tenenti gana desespaziai. Non me nendi uno che tutti si conoscenti e magari manca qualche rodella in conca. Ecco voi si nada andai a mare e non gattai acqua. E biu che commenti sardus seus ingiriaus de su mari, spereus de avarrai meda ottas ororu de mari in custi stadi e s'auguraus a s'atru pu desivausai meda in cappas ascutendi is episodiu nostru suvu. E s'occasione vos spaziai orore mari. Si intende con saluti. De vollala!